Autostart che si muove per la quarta corsa, Challenge Roberto Andreghetti, la sesta prova. Sono in 6 cavalli di 2 anni dietro le ali dell'Autostart, vincitori da 1.000 a 7.000 euro in carriera. l'1 Giulia OP, Gennaro Amitrano, 2 Gaber Joe, Santomollo, 3 Galassia GL, Filippo Monti, 4 Gioia TRGF, Risaia, Roberto D'Alessandro, 5 Julien Trio, Carmine Piscoglio, 6 Gio Giti, François Conigliaro. Netto favorito Gaber Joe, che si avvierà con il numero 2 Santomollo, si ritrae dall'ala Gio Giti che non fa partenza con il 6, gli altri tutti bene a rete, problemi per Gioia TRGF Risaia che rientra al volo. Partiti. Facile al comando Gaber Joe che si installa subito nella posizione d'avanguardia. Numero 4 Gioia TRGF Risaia squalificato. Lo trova. Quarta posizione per Galassia GL che precede Gio Giti e finita a tabellone Gioia TRGF Risaia. 200 in 15 e 1 per il leader che ha preso la testa e ora ha già rallentato il ritmo. Fila indiana alle sue spalle, ovviamente si attende il più possibile perché al comando c'è Gaber Joe. Sulla piegata di sinistra Gaber Joe nei confronti di Julien Trio, poi Giulia OP, quindi Galassia GL e Gio Giti. Si vanno a completare i primi 600 metri di corsa che il leader passa in 47,4 sul piede dell'1,19 al chilometro. Risparmia quello che può risparmiare Santomolo lungo il percorso, insalchi al figlio di FaceTime Bourbon di proprietà di Stefano Bondi. Sposta dalla quarta posizione Galassia GL, 1,3 il primo giro. Galassia GL arriva accanto a Giulia OP e prova l'avanzata allo scoperto. Intanto Gaber Joe continua del suo passo al comando, Julien Trio è sempre nella sua scia, chilometro in 1,19. Si continua su parziali costanti. Gaber Joe, Julien Trio, di fuori Galassia GL, in corda Giulia OP, in pariglia Gio Giti a 500 metri dalla conclusione. Prosegue in vantaggio Gaber Joe, per il momento indisturbato, 15,5 per la retta opposta alle tribune. Gaber Joe nei confronti di Julien Trio, Galassia GL di fuori, Gio Giti che si scopre in terza corsia, battistrada che continua ad andare piano anche all'ingresso della addirittura d'arrivo, è in evidenza Gaber Joe nei confronti di Julien Trio, poi Galassia GL, Gaber Joe in vantaggio, Gaber Joe che al minimo dei giri vince come vuole nei confronti di Julien Trio, al terzo posto Galassia GL. 33 la chiusa, 1,17,7 il ragguaglio cronometrico, lavoro pubblico remunerato per Gaber Joe, Santomollo per Tiberio Cecere, i colori della scuderia Stefano Bondi, 3 su 3 per Gaber Joe, figlio di FaceTime Bourbon e Zephyr Joe. Davvero interessante questo prospetto di 2 anni che si avvicina al circuito classico da imbattuto. 3 su 3 per lui in bellissimo stile, corre bene al secondo Julien Trio, al terzo Galassia GL, 2-5-3 in numeri, il probabile e ufficioso arrivo della quarta. Milena.